gioielleria del Valle Center, le parole del papà della giovane commessa di Mogliano, presa per prima in ostaggio dai banditi armati. Giorgia sta meglio ma deve superare questa esperienza. In un video il momento in cui la collega di Giorgia si offre coraggiosamente come ostaggio al posto suo, lasciando che i banditi liberino la ragazza sconvolta e sotto shock. Caccia alla banda, gli investigatori battono 3 piste, Giostrai, banda dell'est e comando dal sud Italia, telecamere al setaccio, il racconto di una testimone, ero a pochi passi, ho guardato il bandito negli occhi. Dagli esercenti ai negozianti del Valle Center il difficile ritorno alla normalità e c'è chi si chiede come si sarebbe comportato se si fosse trovato al posto delle commesse. Mattinata di disagi per la mobilità e i collegamenti acqua in centro storico a causa della fitta nebbia, molte corse saltate, si teme che il problema possa ripetersi nei giorni clou del Carnevale. Al via la 3 giorni di udienza da Papa Francesco per i vescovi del Triveneto guidati dalla Patriarca di Venezia, lo abbiamo sentito vicino, dice Monsignor Moraglia. Giovedì grasso il programma del Carnevale a Venezia entra nel momento più atteso per i giorni clou di festa in città. L'invito a tutti a vestirsi in maschera anche con abiti fai da te. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La clamorosa rapina di ieri sera al Valle Center ancora in primo piano. Giorgia è ancora sotto shock ma sta bene, sono le parole del papà della commessa di Mogliano Veneto presa in ostaggio dai banditi armati al Valle Center di Marcon. Sentiamo. Ancora sotto shock. Papà Lucio dice solo poche parole, raggiunto al telefono quando gli si chiede come stia Giorgia, la giovane commessa della gioielleria del Valle Center di Marcon, presa in ostaggio dai banditi armati che hanno assaltato il centro commerciale. C'è un filmato di quei lunghissimi istanti di terrore, una manciata di secondi in cui si vede la ragazza originaria di Mogliano Veneto immobile, in piedi di fronte all'ingresso del negozio, tenuta ferma alle spalle da un rapinatore col volto coperto che imbraccia un fucile. Nel video lo scambio di ostaggio. I malviventi vogliono raggiungere l'uscita facendosi scudo con una di loro. La collega Federica si fa avanti, si offre al posto della giovane di Mogliano. I banditi con i sacchi di gioielli scappano in gruppo. Giorgia si porta le mani al petto, rientra nella gioielleria. Di lì a poco anche la collega sarà lasciata libera dai banditi che, guadagnata l'uscita, si danno alla fuga. La ragazza esce dal centro commerciale solo a tarda sera dopo essere stata ascoltata dagli investigatori e ora sta cercando di lasciarsi alle spalle questo incubo. Sta meglio, ci vorrà il suo tempo per metterla perché passi questa brutta esperienza. Lucio Endrizzi è conosciuto a Mogliano per la sua attività di tassista. Il desiderio della famiglia ora è quello che Giorgia superi il trauma e torni quella di sempre. Indagini a 360 gradi con posti di blocco in tutta la regione, ma anche in quelle confinanti. Tra le piste che gli investigatori stanno seguendo anche quella dei Giostrai, mentre una testimone racconta di aver visto uno dei banditi negli occhi. Sentiamo le sue parole. Mi sono abbassata giù a terra subito. E quando mi sono alzata l'altra volta l'ho visto già un po' più vicino e sono uscita qui pieno alla terra. Mi sono uscita fuori per nascondermi in un negozio, altro negozio. Per una frazione di secondo Irina, che lavora nel banco di dolci accanto alla gioielleria del Valle Center di Marcon, presa d'assalto dai banditi, ha visto negli occhi l'uomo che ha tenuto in ostaggio Giorgia e poi Federica, ma nonostante fosse pietrificata è riuscita a fuggire. Non è facile tornare alla normalità dopo un simile shock, mentre a caccia ai banditi con posti di blocco in tutta la regione, estesi anche ad alcune confinanti come il Friuli Venezia Giulia. Varie le ipotesi dei carabinieri. La prima, quella di una banda arrivata dal sud, con il modus operandi che ricorda quello di rapine commesse in Puglia o in Campania. Potrebbe però anche trattarsi di un comando proveniente dall'ex Jugoslavia, dove queste bande sono molto precise nell'organizzazione dei colpi e dallo stile militare. Infine, un gruppo di giostrai che spesso utilizzano armi lunghe proprio come quelle della rapina in gioielleria. Mai avremmo immaginato in un centro commerciale alle 7 di sera, senza spudoratezza. Avevano secondo me fatto il sopralluogo
già qualche ora prima, nei giorni precedenti sicuramente, perché era molto comodo svaligiare quest'ala del centro in quanto c'è una porta proprio di sicurezza attaccata al negozio, quindi era molto facile entrare e uscire da qua. Non sarebbe stato possibile individuarli e fermarli al momento. Fondamentale sarà infatti l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza sia interne che esterne al centro commerciale. Nel frattempo le due commesse sono state nuovamente interrogate. Ho avuto modo di parlare con Giorgia in primis e ho visto ovviamente una ragazza provata da quello che è stato un avvenimento assolutamente straordinario, e ho parlato con le restanti dipendenti. C'era anche da parte loro una situazione particolare di agitazione. È da dire che però ho fatto i complimenti per il sangue freddo che hanno dimostrato, la tranquillità dimostrata, ma ce lo diciamo anche, lo diciamo forte, davanti a una banda organizzata, armata fino ai denti come quella che ha visto rapinare ieri sera questa gioielleria. Difficilmente anche le forze dell'ordine avrebbero potuto contrastare un avvenimento di questo tipo. Un elemento che potrebbe poi essere molto utile per gli investigatori riguarda il bandito che ha preso in ostaggio Giorgia usandola come scudo. Impugnava il Kalashnikov con la mano sinistra, quindi potrebbe essere mancino, dettaglio da tenere in considerazione una volta che ci sarà una lista di sospettati. Si sta continuando sulla via della verifica delle targhe e delle autovetture che sono state utilizzate per la rapina. Gli sviluppi li vedremo nei prossimi giorni. Ed ora torniamo ai terribili momenti che si sono vissuti ieri sera al Valle Center, pochi minuti prima delle 19, con le interviste di Christian Arboit e le immagini di Simone Merlo. Praticamente erano in 5. Uno ha portato fuori Giorgia e ha chiesto, hanno detto alle altre di aprire, l'altra di aprire tutto, Federica. Lei intanto ha aperto tutte le teche che riusciva, dove hanno fatto i sacchi. Poi sono usciti, dovevano portare via Giorgia praticamente in ostaggio, però lei stava piangendo, era distrutta. E l'altra ha detto, guarda, prendete me, l'hanno portata fuori, seduta lì accanto mentre riempivano la macchina, e poi sono scappati via in macchina. Nel messaggio audio del fidanzato di Giorgia Endrizzi c'è tutto il terrore vissuto dalla ragazza e dalle sue colleghe, e anche l'atto di coraggio di Federica, che ha trovato la forza di dire ai banditi prendete me al posto suo. Giorgia esce poco dopo le 22 dal Valle Center, scortata dagli investigatori. Ancora addosso l'incubo che l'ha vista ostaggio dentro il centro commerciale, mentre uno dei banditi si faceva scudo con lei. L'immagine è diventata simbolo di una serata di paura per un assalto armato che non si vedeva dai tempi della Mala del Brenta e che scatena il panico. Via ragazzi, via, via! Ci sono i carabinieri con le armi. Poche ore prima, l'assalto. Il comando quasi militare con 7 uomini, 2 in auto, una Golf bianca e una Panda rossa, 5 in azione con fucili mitragliatori e Kalashnikov. L'obiettivo è il negozio Gioielli di Valenza. Sono quasi le 19. Io stavo lavorando, ho visto gente che correva e urlava. Inizialmente io e il mio capo non sapevamo di cosa stessero facendo, perché vediamo gente urlare e non sappiamo perché. E poi è entrata una famiglia con la moglie che stava piangendo perché ha visto la scena. Io stavo lavorando, ero in negozio e ho visto delle persone correre, e a una certa ci hanno detto che c'era una rapina a mano armata. Ci hanno fatto uscire tutti. Abbiamo visto che gente corrono, siamo chiusi dentro con la porta, siamo rimasti di là finché è arrivato la sicurezza, ha detto andate fuori o rimanete dentro. I miei colleghi mi hanno detto che c'era stata una rapina, dovevamo mandare via i clienti e noi ci hanno fatto mettere da un'altra parte, abbiamo chiuso il supermercato. Quindi è stato il panico in quel momento? Decisamente sì, però siamo tutti bene, dai. Posso chiederle cosa ha pensato in quel momento? Niente, innanzitutto a salvare le clienti che avevamo dentro e a metterci in salvo noi e poi ad aspettare che passasse. Sembra un'eternità, ma il colpo dura appena 2 minuti. Professionisti che hanno studiato il colpo nei minimi dettagli e scelto un luogo dalle 1000 vie di fuga. Quei colpi sentiti dai testimoni non sono fortunatamente spari, ma il rumore delle vetrine dei gioielli infrante per arraffare il bottino che si aggira intorno ai 200.000 euro. Giorgia è con il bandito, la usa come scudo per tenere lontani i vigilantes del centro. I rapinatori la vogliono portare fuori con loro, ma lei piange disperata. Non ce la faccio, vi prego. È allora che Federica si propone come scambio ed è lei che i criminali trascinano fuori e la fanno stare seduta accanto all'auto mentre caricano il bottino prima di fuggire, lasciandola lì.
Mentre scappano, l'arrivo dei carabinieri e della polizia. Le notizie sono ancora frammentarie. Si teme ci siano ancora i banditi dentro. Il Valley Center viene evacuato e diventa quasi il set di un thriller. La Panda rossa verrà ritrovata poco distante, vicino al negozio Mondo Convenienza. La Golf bianca no. Probabile che sia stata abbandonata anch'essa, usando poi una terza vettura. La caccia ai criminali è appena iniziata. L'unica nota positiva è che non ci sono feriti. Momenti che Marcon difficilmente potrà dimenticare in fretta. E sconcerto e preoccupazione tra i clienti oggi del Valley Center, ed in molti si chiedono come si sarebbero comportati se si fossero trovati al posto delle due commesse. Da un certo che adesso entrare, dopo quello che abbiamo visto ieri sera, ti fa un po' di paura. Io ho lavorato per 22 anni qui dentro, adesso non ci sono, però solo il pensiero che comunque anch'io lavoravo e mi trovassi da sola, ero di sopra, sarei rimasto un po'... Lo stupore, misto in alcuni ad un po' di paura, in altri ad una certa dose di fatalismo, sono i sentimenti prevalenti tra chi stamattina entra a fare acquisti al Valley Center. Appena poche ore dopo la rapina di un comando di uomini incappucciati armato anche di Kalashnikov. Inevitabile per molti porsi la domanda: come mi sarei comportato se ci fossi stato io? Ha detto che viene anche con suo figlio, che è piccolo. Ah sì, vengo sempre a fare la spesa anche, quindi se mi trovavo là ieri penso che, non so, mi sarebbe venuto un colpo soprattutto per lui, perché sì, un po' per tutti, cioè non è una cosa appunto tutti i giorni qua, ormai stiamo veramente andando via proprio di testa, non so. Che ho mia figlia che lavora qui. Dove lavora? Era presente ieri? No, lei ha dovuto chiudere tutto quanto le serrande appena ha saputo di quello che stava succedendo. Ma è possibile che 5 personaggi entrano con un mitra e nessuno non fa nulla? Le telecamere cosa servono? Il genitore è più preoccupato Molto preoccupato, perché ieri sera, fin quando la cosa non si è risolta, io ero preoccupatissimo. Non è che ho dormito molto questa notte, avevo abbastanza risvegli, quindi sì, non ho dormito molto, però d'altronde bisogna anche superarle certe cose, purtroppo, nel senso, sicuramente ti resta per un bel po' il trauma, però poi non è che ci siano tante alternative. Non ci sono alternative. L'immagine degli uomini incappucciati e armati ha scioccato tutti, ma nonostante questo bisogna anche sforzarsi a rimanere sereni. Con che spirito si torna oggi qui a fare la spesa? Beh, con lo stesso spirito di prima, non è cambiato niente. Una cosa del genere però non era mai capitata. No, qui no, che io sappia no. E non è preoccupata? No, abito anche qua vicino, non è che in zona. È più preoccupato adesso? Un po' sì, un po', però non tanto, ecco, però comunque è sempre sorvegliato, non so come mai, non capisco proprio. Ma c'è sempre stata un po' di queste cose qua, comunque faceva gola, si vede che qualcuno ci ha pensato. Ci raccontano che in genere qui non c'è tanta gente durante le mattine delle giornate feriali. Curiosamente oggi ce n'è di più. Infatti io ho sentito dalla gente che hanno detto questa cosa ma magari la gente è anche curiosa. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla rapina al Valley Center. Proseguiamo con le altre notizie. Gino Cecchettini, il padre di Giulia, uccisa lo scorso 11 novembre da Filippo Turetta, ha scritto un libro, Cara Giulia, dedicato alla figlia, che uscirà il prossimo 5 marzo in libreria. È la storia di un padre che ha scelto di non restare in silenzio, un appello potente alle famiglie, alle scuole, alle istituzioni. Dal giorno dei funerali della figlia, Gino Cecchettini ha scelto di condividere il proprio dolore, cercando di affrontarlo e renderlo costruttivo perché possa essere d'aiuto alle giovani e ai giovani del nostro paese, e lo ha ribadito anche durante la cerimonia di laurea la scorsa settimana, quando ha detto che Giulia ha squarciato le coscienze di tutti. Ancora cronaca, perché in occasione del Carnevale si rafforzano i controlli della Guardia di Finanza sulle vendite di maschere e costumi non in regola. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 182.000 articoli di vario genere, principalmente maschere e costumi di carnevale, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. I controlli si sono concentrati su un'attività commerciale di Mira gestita da un cittadino cinese, dove erano esposti per la vendita numerosi articoli privi delle indicazioni relative all'importatore e distributore, al luogo di produzione o delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose. L'uomo è stato
segnalato alla Camera di Commercio per stabilire le sanzioni pecuniarie. L'operazione si inquadra nei controlli contro l'importazione e la vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalle normative italiane ed europee. Ed ora il racconto di una mattinata di forti disagi sul traffico acqueo a causa della fitta nebbia. Una nebbia che non è stata proprio un bello scherzo di carnevale, una fitta coltre bianca, un muro, ha paralizzato questa mattina la rete del trasporto pubblico in laguna a Venezia e i collegamenti acquei in centro storico e con le isole, che si sono drasticamente ridotti o addirittura saltati, come previsto dal piano nebbia. Un piano che intende garantire un trasporto pubblico sempre in sicurezza. Proprio nei giorni clou del carnevale, i disagi nei collegamenti rappresentano, come nel caso di meteo poco favorevole, un ostacolo in più con cui fare i conti. Gianluca Cuzzolin, direttore operativo della navigazione di AUM CTV, al telefono spiega. Questa mattina con l'inizio dei servizi la visibilità era inferiore ai 150 metri, abbiamo dovuto applicare gli interventi di riduzione dei servizi per motivi di sicurezza legati al piano nebbia. Pertanto sono venuti meno i collegamenti da Lido per l'ospedale e purtroppo nell'avvicinamento dei mezzi della linea 17 la nave traghetto San Nicolò, per causa della rottura di un motore, ha impedito di svolgere la corsa delle 8:20 da Lido per Tronchetto, e per il resto il servizio tutto sommato è rimasto abbastanza regolare, con qualche disagio nella parte orientale della città dove era maggiore la nebbia, ma tutto sommato il disagio si è risolto abbastanza presto. Fino a dopo mezzogiorno e dunque per quasi tutta la mattinata la situazione non è tornata alla normalità e si temono disagi per il ritorno della nebbia anche nelle prossime ore. Temiamo che in serata si possa ripetere il fenomeno della nebbia, vista l'alta temperatura che si sta manifestando in questa giornata. Ci fermiamo per la pubblicità, ora linea alla regia, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Visita a Roma del Papa per i vescovi delle chiese del nord-est. Questa mattina l'incontro con il Santo Padre si è prolungato per oltre 2 ore. A guidare la delegazione il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Sono state 2 ore intense e cariche di significato quelle dell'incontro tra Papa Francesco e i vescovi delle chiese del nord-est, guidati dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, in veste di presidente della Conferenza Episcopale Triveneta. Il confronto con il Santo Padre è stato davvero a tutto campo, in un clima di grande cordialità, e ha lasciato e lascerà un segno indelebile per il futuro, come racconta proprio Monsignor Moraglia al termine della riunione direttamente da Roma. 2 ore di dialogo a 360 gradi in un clima di grande simpatia e anche di grande dimestichezza e fraternità. Abbiamo sentito il Papa veramente vicino, gli abbiamo parlato delle nostre terre, delle nostre chiese, delle nostre sofferenze, delle difficoltà, ma anche dei progetti che portiamo avanti. Un elemento ha colpito tra gli altri i pastori del nord-est, la grande conoscenza del successore di Pietro delle diverse realtà delle chiese locali a Venezia, nel Veneto e in tutto il ricco nord-est. Siamo rimasti colpiti anche perché il Papa ci conosce veramente e questo ci ha fatto molto piacere. Abbiamo potuto trascorrere con lui 2 ore veramente che rimangono nella pastorale delle nostre chiese come qualcosa che le segnerà per il futuro, e è una bella premessa per ritornare nelle nostre terre con questa visita dall'Imina che ha avuto questa perla preziosa nell'incontro di oggi con il Papa, il Santo Padre Francesco. Con la giornata del giovedì grasso il programma del Carnevale di Venezia entra nel momento più atteso per i 6 giorni clou di festa in città, tante iniziative e l'invito a tutti di vestirsi in maschera anche con abiti fai da te. Il Carnevale a Venezia entra nel giovedì grasso con nebbia e l'incognita del maltempo in avvicinamento che certo non aiutano a scaldare l'atmosfera della festa, ma il programma messo a punto dalla società Vera
braccio operativo del Comune, è comunque ricco di proposte e appuntamenti per grandi e piccoli, e lo sarà anche nei prossimi giorni. L'invito a tutti è quello di partecipare al carnevale vestiti in maschera, anche con una piccola maschera fai da te o un semplice cappello. Oggi abbiamo visto tante prime maschere in piazza San Marco e nelle calli cittadine. Con oggi iniziano le sfilate di carri. Oggi la prima sfilata a Pellestrina. Nei prossimi giorni potremmo avere delle piccole modifiche al programma dovute al maltempo in avvicinamento, ma questo non farà perdere lo spirito del carnevale, che continuerà fino a martedì grasso. Ricordiamo poi lunedì l'elezione delle Marie e martedì la presentazione della Maria vincitrice in piazza San Marco. E in questo giorno non poteva mancare il principe Maurice, gran cerimoniere della Kermesse, in compagnia niente meno che di Marco Polo, filo conduttore di questo carnevale. Massimo Andreoli, direttore di palco qua meraviglioso, e principe Maurice a condurre questo carnevale rivolto ad Oriente per celebrare Marco Polo, c'est moi. 700 anni dalla morte e 770 dalla nascita. Portati benissimo. Mica tanto, comunque ci stiamo divertendo molto. Questo sì, carnevale partito alla grande. Buon carnevale a tutti, vi aspettiamo in maschera perché c'è selezione fino a domenica e ci sarà la finale, quindi buon carnevale a tutti, e questa è la piazza meravigliosa, già con tanta bella gente, giovedì grasso. Ed ora tanti auguri di buon compleanno a Fernanda Duò Faccioli, che a Cona ha festeggiato oggi i 103 anni. Nonna Fernanda, che abita nella frazione di Foresto, ha trascorso gran parte della sua vita lavorando nei campi e per un breve periodo gestendo un bar. È stata festeggiata dai 3 figli, 6 nipoti e 2 pronipoti. Tanti auguri allora a questa signora. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come ogni sera alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Dopo oltre 2 settimane di assoluto dominio anticiclonico cambia la circolazione. Giunge infatti una perturbazione e il tempo peggiora. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 9 febbraio evidenzia una diffusa instabilità. Cielo nuvoloso con precipitazioni ovunque, localmente anche intense. Limite della neve oltre i 1500-1700 metri. Temperature stazionarie minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 8 e 12 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui piogge sparse, in genere deboli o moderate su pianura e costa, anche abbondanti sulla zona montana. Nevicate solo ad alta quota, dunque oltre i 1600-1800 metri circa. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 10-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà piuttosto nuvoloso con rovesci pressoché dappertutto. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.